Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you say. Buonasera a tutti, benvenuti a Ingresso Libero per l'ennesima appuntamento, dai, ormai ci conosciamo. Stanno per entrare gli ospiti, approfitto magari per questo spazio iniziale, in questo spazio iniziale per dare un po' gli appuntamenti teatrali di questa settimana, in maniera che dopo possa non togliere spazio agli ospiti che lo meritano tutto. Questa settimana al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro arriva Nino Taranto. L'emozione fa sempre il suo. Nino Taranto, un comico abruzzese molto bravo e molto apprezzato in tutta Italia, è stato finalista, uno dei più apprezzati alla trasmissione sulla 7 di Eccezionale Veramente l'anno scorso, quindi avrete possibilità di ammirarlo al Comunale di Castel San Pietro. Il giorno dopo, con Residenza Idra, un gruppo teatrale molto valido nel Teatro Ragazzi, presenteranno uno spettacolo dal titolo Tempesta Più, dove quasi attraverso il teatro spiegherà ai più piccini, alle nuove generazioni, come si possa in qualche maniera rapportarsi con gli altri anche vedendo l'altrui punto di vista, non solo il proprio. Quindi uno spettacolo molto di qualità, che ha avuto molti apprezzamenti in tutta Italia, e lo spettacolo, che sarà domenica pomeriggio alle ore 16, sarà sempre preceduto dal laboratorio creativo del maestro Gianni Bonfiglioli. Quindi un altro bel appuntamento. E poi c'è un'altra bella iniziativa della Bottega del Buon Umore, che si terrà a Bologna, precisamente presso il centro Rosa Marchi in via Nenni 11 a Bologna, domenica 22, Salute e Buon Umore, cioè si coniugherà il teatro con il movimento, con lo stare insieme, un'iniziativa molto bella a cura della Bottega del Buon Umore e di Corri con Noi, dell'associazione Corri con Noi. Approfitto per far vedere a questa telecamera, io intanto continuo a parlare con quell'altra, tu riprendi questa, ecco, a posto. Io ho espletato diciamo gli appuntamenti, adesso posso introdurre i benvenutissimi ospiti in Ingresso Libero. Il primo è sicuramente in ordine non di importanza, ma di come li vedo di fronte a me. Il primo è Antonio Pizzurro, regista teatrale, eccolo qua. Buonasera, buonasera. 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 Ciao. Tutto bene? Stai bene? Sì. Sei in forma? Te stai bene? Sì. Bene, è un freddo terrificante. Del resto che mese dell'anno è? Siamo a giugno. No, siamo a gennaio, per cui non confondere il pubblico che dopo vero, non ci guarda. È Ed è più probabile che sia freddo a gennaio che a giugno, come dici. Sì, talvolta capita. Ultimamente è diventato un po' strano. Diciamo che il tempo atmosferico si è completamente separato da quello che è il tempo meteorologico, cronologico. Cioè praticamente nevica. Vedi che l'impatto ti confondi anche te, anche se fai finta di niente. All'inizio c'è sempre questa emozione. Sì. Questa è una trasmissione, cioè, abbiamo sempre un approccio un po' emotivo. No, anche perché la settimana scorsa, a Natale, facevano il bagno in Sicilia, no? Mi pare, ho visto qualche immagine. La Puglia sembra la Groenlandia. Esatto, adesso la Puglia sembra la Groenlandia. Per andare a prendere un po' di sole bisogna andare in Val d'Aosta, giusto? Quindi insomma diciamo che c'è un po' di confusione, però va bene. Hai già incontrato i nostri amici? Abbiamo il ritrovato da Bologna Franco Bellandi. Come va, tutto bene? Ciao Franco, ciao.
Grazie. Tutto bene, perché nei camerini non vi siete parlati? No, prima Assolutamente no. No, non Per scaramanzia rovineremo la spontaneità della trasmissione. esatto, Quindi facciamo finta ci di non parliamo. esserci. Cioè, ma vi sembrate, spiegatemi sta cosa, cioè voi prima della trasmissione non vi parlate Assolutamente. per il motivo... Perché sennò perderemo di spontaneità. Per non perdere la vivacità, esatto. E anche per non rovinare il piacere di incontrarsi. infatti, così. Cioè, solo tra voi due o anche con gli altri? Oh, beh, qualche volta con gli altri, io Sì, sì. due paroline, ma proprio... Però in particolare io e lui proprio abbiamo proprio deciso, no? Ci incontriamo. Come metodo? Voglio dire, veniamo insieme in macchina da Bologna, ma No, io guarda, faccio finta di essere in macchina da solo. È vero. Lui anche. Sì. E quindi niente. andiamo Infatti quando avanti siamo così. al casello io mi estraneo perché Sì, c'è da lui- pagare lui il fa il passaggio. genovese, Sì, Sapete perché abbiamo 4 ospiti? Perché dopo un po' che uno parla con voi due, se vi vede così può interagire anche con qualcun altro. È vero, se ti rimane la forza, sì. dipende. No, beh, Se voglio glielo dire, permettiamo. Se glielo permettiamo. Tra l'altro abbiamo delle novità secolari. Avete l'argomento, Sì, sì, l'hai sì, già sì. introdotto? No, non l'abbiamo introdotto. L'argomento è la paura o il O il coraggio. Che tra l'altro, come Che non sono il contrario, vero? Mi pare non sono contrari come elementi. non sono contrari, ma Sono padre e è la figlio. paura che fa fare delle scelte coraggiose a volte Certo, anche. Certo, il coraggio viene spesso dalla disperazione, dalla paura, appunto, come hai detto tu, e quindi dall'angoscia dell'ultima scelta, dell'ultima chance, no? Ma delle volte bisognerebbe avere il coraggio di aver paura e bisognerebbe avere la paura di essere troppo coraggiosi, perché sono due cose che possano veramente sembrare in contrasto, ma bisognerebbe pensarci un attimo. Cioè, perché- tu qual è l'atto più la cosa, la scelta più coraggiosa che hai fatto nella tua vita? Ma ne ho fatte diverse, per esempio una che incoscientemente ho sempre cambiato lavoro quando non mi andava più di farlo e rimettendo a rischio di nuovo sempre, ricominciando sempre da capo, ma perché quando un lavoro non mi soddisfaceva più dal punto di vista personale, io decidevo di cambiare ed ero pazzo perché ero già sposato, figli eccetera, però niente, io dovevo cambiare. Bravo. Abbiamo anche, dice, ma cosa aspetta a chiamarmi, giustamente, che ci siamo persi in chiacchiere, Lucio Russo, fotografo. Sì, puoi abbandonare un po' l'attività? Non ce l'ho mai con me, allora questa sera Anche perché sono documenti, Questi sono documenti. Ha detto che dopo ci mette anche la scheda, adesso Sì, li fa così. Esatto. Te è qualche scelta coraggiosa che ti la viene mia in mente? scelta coraggiosa è stata prendere uno zaino, questo era il 2001. 2001? Ma Prendere 2001 te non avevi le braghe corte, anche senza braghe, sì. eri senza braghe. Prendere lo zaino e andare su un treno diretto per il Portogallo senza meta e così, all'arrembaggio. Zaino in spalla, macchina fotografica al collo e via andare. Facendo il portoghese, ovviamente. Beh, certo. No, Hai pagato. pagando tutto. E quella è stata una scelta importante per la tua carriera poi, nel Sì. proseguo. Poi il coraggio me l'ha dato molto la macchina fotografica, perché di fatti io con la macchina fotografica sono una persona, senza macchina fotografica sono una persona meno coraggiosa. Mi dà molto più stimolo a osare. Cioè, quindi adesso non so se la similitudine è giusta o no, cioè, la macchina fotografica per te è come la chitarra per il musicista? È Come la maschera per il commediante teatrale. Sì. È una cosa che ti metti davanti. Quelli che recitano con la maschera, sì. Adesso abbiamo una grandissima donna professionista, eccetera. Lei si aspetta, io lo so, è abituata quando va nei locali, eccetera.
che cerchiamo, che gli andiamo incontro, che per cui quando entra la Valentina Mattarrossi siamo cavalieri. Adesso Diciamo- io la annuncio e noi Ok, la accogliamo ok, ok. come merita. Allora abbiamo la nostra Valentina Mattarossi, che è l'ugola. Valentina, ma che ma da bello, quanto tempo? ma che bello, Soprattutto, è vero, anche noi. ma che piacere, hai Ma visto? che piacere. Guarda, è una- Scusate le spalle. Scherzi, ci possiamo risedere. Cioè hai delle, È stata hai delle una brutte grande- spalle? Perché dobbiamo No, scusare? scusate, di solito insomma Ah, davanti alle perché telecamere, girata? perché davo la spalla. No, perché io davo non la spalla. non mi alzo e allora le donne si Cioè, abbassano a me. Cioè, ma- Comunque una grossa emozione fare per la prima volta il green carpet. Anche coraggio ci è voluto per me, insomma, non ero abituata. È vero, è vero. Poi noi l'abbiamo green, voglio dire, È potrebbe green, essere no? il red. È quasi green, insomma. Il prossimo sarà il red. E beh, no, però, beh, dai. certo. Ma- Comunque parliamo di coraggio. Delle volte non è semplice avere, cioè in fondo noi siamo davvero degli esseri infinitesimali rispetto all'infinito. Mi viene in mente l'infinito di ovviamente Leopardi che tu Beh, se andiamo, mi hai invitato ad andare se andiamo sull'infinito di Leopardi, certo. Però in quella poesia secondo me c'era anche un ottimismo, c'era una sorta di apertura, perché questa siepe che il guardo esclude alla fin fine non è proprio completa, non chiude. Assolutamente sì. Ecco, No, ma quindi anche c'è un'apertura. No? Quello che dice dopo, quando dice alla fine e in questa immensità s'annega il mio pensiero e il naufragarmi è dolce in questo mare. Cioè. Infatti, dall'idea dell'immenso, dall'idea Certo. dell'infinito, ma però nemmeno della piccolezza. Io non la vedo la piccolezza, la vedo come parte, come elemento. Questo annegar significa entrare dentro, mescolarsi. E quindi farne parte, quindi farne in parte. quel senso. Noi ex marittimi, quando sentivamo questa poesia, ci toccavamo. Come Beh, certo, nel finale era Sì, ben insomma, augurale. sì, non era proprio piacevole naufragare, insomma. Ma sai che sto leggendo un libro, io ho delle manie, che parla della storia della navigazione e sto scoprendo delle cose allucinanti. Per esempio, la vita del marinaio fino all'Ottocento era una delle vite più terribili che si potessero fare. Una Per vita il tipo di navi che di aveva. sacrificio, di rinunce, non so, addirittura i crociati, andando molto indietro, navigavano in condizioni peggiori dei profughi che vengono adesso in Sì, ma Sicilia. senza andare ai crociati, pensa Voglio che dire- nel 1900, fino al 1958 i marittimi che navigavano avevano, cioè c'era ancora il regolamento della marina mercantile della Fondazione del Regno d'Italia, quindi i marittimi avrebbero dovuto portarsi lo strapuntino per dormire e la dieta che ancora era in vigore era 7 giorni alla settimana i fagioli, non aspettava frutta all'equipaggio, quindi era ancora le norme, si No, navigava. per questo dico che andare per mare, diciamo, una volta che viene scrostata quest'idea dalle vestigia romantiche, dalla visione romantica del marinaio, del navigante, alla fine diventa una scelta coraggiosa, perché poi uno la prova, si rende conto della durezza di quel tipo di vita Poi lascia. e poi alla fine vuole tornare a farla, no? Sì, è difficile staccarsi dal mare, ci vuol E coraggio. quindi a quel punto scatta anche una scelta di vita radicale, Sì. assolutamente Ci vuole radicale. coraggio. Noi Quindi tre siamo rimasti un po' ad ascoltare perché evidentemente abbiamo un rapporto col mare non così stretto come Come ho avuto te. io, insomma. Bene. Approfitto, scusa, c'è la Bruna che mi fa segno del fatto che continua la serie, ormai è un must, delle pedalate del buon umore, dai cicloraduni. Anche quello, anche lì ci vuole coraggio.
continua la nostra passeggiata per le ridenti località della Romagna e buon divertimento con noi e senza di noi. E lei quanto tempo dedica alla manutenzione del ciclo? Niente, la porto dal meccanico. Ah, lei si fa fare tutte pigrole. Beh, ho sentito dei suoi colleghi che stanno ore e ore. Non ho tempo. Non ho tempo. Perché che lavoro fa? Niente. Cosa se ne fa di 2 biciclette? Ho quella di scorta, Di chi è? Di chi? di mia moglie che è andata a fare un po' di merenda. Lo sa come sono le donne, si sa quando vanno, non sa quando tornano. Appunto è sempre così, io ho pazienza. Lei ha avuto più uomini o più biciclette? Beh, forse più uomini. La bicicletta, questa. Sono biciclette che costano, ma dove le tenete? In cassaforte? Cioè dovete blindare il garage perché ci... No, ma questa è in casa, la porto di sopra che c'è una stanza per sé. Roberto Dallaglio è un bravissimo artista, pittore, scultore. Adesso ce lo specifica bene lui, voglio essere preciso. E oggi fare arte è veramente difficile, è veramente, cioè, ci sono difficoltà, si è capiti dopo, non tutte le cose vanno come devono andare, l'arte spesso è bistrattata, per cui tu non avrai mai la pappa cotta, è molto difficile, per cui per forgiarti il carattere anch'io voglio farti capire che le difficoltà che troverai saranno sempre tante e devi essere sempre più tonico, per cui non lo intervisto. Quindi non è mai rimasto a piedi col tubolare, con la gomma? Abbiamo la camera d'aria di scorta, cambiamo la camera d'aria, siamo a posto, devi andare, su in sella si pedala. Poi è arrivata, ecco sì. Gran Fondo di New York, quest'anno andiamo a fare la Gran Fondo a Los Angeles, sì, io e mia moglie. Dov'è sua moglie? È lì che si veste. Ascolti, io ci ho ripensato, non ti intervisto per il tuo bene, perché... Io sono venuto fin qua, ho fatto dei chilometri per essere intervistato, per far vedere la mia arte alla gente. Vabbè, ti chiedo scusa, non è meglio di no. Ma cosa me ne faccio delle scuse? È un'altra condanna per l'arte. Voi cercate di tacitarla l'arte. Ma non serve, no, ma un'altra volta la facciamo. Ah, ma un'altra volta, è sempre così, ma passi domani, le faremo sapere qualcosa e nessuno telefona neanche. Suo campione preferito? Allo stato attuale faccio un po' fatica, perché ci sono tanti che sembrano dei campioni, poi dopo se la fanno tutti sotto e nel giro di una stagione scompaiono. Quindi è senza campione? Adesso sono senza campione. Cum va bene? Non è mela, vedete alla qua, so che i buoni. Sta aprendo il ridenutore, però già è morso in la vita. Mario si isola dal resto del gruppo. Perché io sono un animale solitario, sono un lupo, il lupo solitario, lupo della steppa. Come diciamo in dialetto, a vaga bustersizio. Chi gli ha trasmesso la passione? Mio ex ragazzo. Ex. Perché è ex. Adesso è nuovo. Ce l'ha cambiato? No, l'ho convertito. Da motociclista a ciclista. Ma quanto mangiano questi ciclisti? Mangiano tanto, perché spendono, hanno bisogno delle energie e spendono tanto. E lei li accudisce? Io li accudisco, noi tutti insieme prepariamo. Come un buon padre di famiglia quasi. Come un buon padre di famiglia. Salutiamo a casa e buona vita a tutti. Saluto a casa e buona vita a tutti. Siamo tornati in studio. Oh. Beh, è simpatico quel tipo. Sì, ma devo dire che ci sono dei... Ma era un raduno di cicloamatori o di personaggi strani? No, di cicloamatori. Cioè, c'era un target per entrare, un esame? No, nessun esame. Beh, è possibile che chi va in bicicletta si riduce così? No, a questo punto voglio dire. Adesso se ne incontrerai qualcuno per le... che non so, a te torna? No, adesso probabilmente qualcuno di quelli lo incontrerai per strada e ti chiederà scusi, ma lei mi ha davvero visto? Mi darà così un fracasso di legnate. No, ha ragione. Però non lo so, io vedo dei ciclisti in giro, ma non so mica. Non ti sembra così? Ma sì, qualcuno, ma perché non li hai mai fermati. Si fosse. Li fermi, cominci a farci un po' di discussione, vedrai che sono tutti così. Te fai prova a fare una ricerca di mercato, qualche foto quando vedi dei ciclisti. Vediamo se c'è
se c'è coincidenza. Ha coraggio di fare le foto No, anche. le foto gliele faccio perché tanto ci mettono tutti uno di fianco all'altro, no? Allora si riescono anche bene. Facciamo un'analisi anche. Valentina, te hai qualche scelta coraggiosa? Beh, la scelta coraggiosa che mi dissero all'epoca fu quella proprio di intraprendere la strada musicale in un momento in cui facevo l'università e sarei uscita come archeologa, fra l'altro. In realtà poi nel tempo è stata la scelta giusta, quindi non è detto che le scelte coraggiose siano quelle più avventate. No. Quindi sono stata perché contenta. ti avranno sicuramente detto, dice, attenta che è un lavoro molto precario, Sì, esatto. poi se ne facevi un altro forse sarebbe era stato peggio. uguale. Adesso Anzi, forse anche- peggio. Adesso ormai tutti i lavori sono precari, per cui... Che tra l'altro prima a proposito di te, del tuo mondo musicale, si è avvicinato il tecnico che hanno sempre siccome sanno che molti di noi, Antonio, ci occupiamo anche degli aspetti comici dell'esistenza, hanno sta mania di rifornirci di battute, per cui mi ha avvicinato il tecnico, adesso fa finta di niente, ha detto, sai che io sono andato al conservatorio, ho suonato la chitarra, poi il pianoforte, poi mi continuavano a cambiare strumento, poi alla fine mi hanno mandato via, dico, perché dice, mi hanno detto di far fagotto. È interessante. Guarda ma che interessante. risultato ha avuto. Ha un senso lessicale importante, tu che te ne intendi. Sì, no, certo. Sei d'accordo, vero? C'è molti che vanno a suonare al conservatorio ma non li aprono, per esempio. Sì, tantissimi. Ma qualcuno anche canta, ma non succede niente lo stesso. Tra un po', tra l'altro, ci sarà Sanremo, ecco, in quel periodo lì tu ci guiderai nelle canzoni storiche che sono rimaste nell'immaginario, Ci gli vuole coraggio evergreen. però anche per far questo. No, va bene, volentieri, sì. Ci sono tantissime canzoni storiche, poi si arriva tra gli anni 50 e 60 ce ne sono veramente di brani che hanno fatto fortuna nel mondo. Dopo poi si è un po' diventato un po' meno fluente la cosa, si è stagnata. A proposito adesso scusa, cambio discorso perché tanto tra un po' ti vediamo all'opera. In fondo l'uomo ha sempre il coraggio di cercare di superare se stesso. Leggevo il Resto del Carlino l'altro giorno, parlavano delle nuove coltivazioni, dei nuovi metodi per coltivare che saranno nello spazio con serre in orbita dove arriverà la luce dall'universo con gli ultravioletti per mangiare, quindi gli ortaggi saranno la frutta. No, ma infatti è come il vino sott'acqua. Ma secondo me lo fanno per i ladri. Il vino sott'acqua non l'ho letto invece. Ci sono dei metodi di conservazione del vino, uno di questi è immergerlo sott'acqua, in mare, in zone delimitate, e tenerlo a invecchiare 5-6 metri sotto acqua. Pare che assuma dei profumi particolari, si conservi benissimo e addirittura questo vino migliora, cresce, invecchia in modo... Io penso al contadino che quando si coltiverà nello spazio che partirà con la sua zappetta, dice adesso vado, parto e vado, e poi parte. No, ma infatti si arriverà a questo. No, ma però ci sarà più spazio. Sicuramente finiranno di rubare le mele nel campo. Chi lo sa, ma qualche marziano che gira, che mi frega la mela mentre giro. Sono passati i marziani, porca miseria, mi hanno fregato. Cioè, non si può dire niente che voi andate oltre. No, sai... Abbiamo coraggio. Certo. Ecco, tra l'altro qui hai prova a leggere qualcosa, leggi che ci ha portato i suoi componimenti. Però... Che peccato, non puoi leggerci, manca il tempo, mi dispiace davvero tanto. Franco, ci rimango malissimo. Un falso terribile. Don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you. Don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen.
the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this the end. I drove and dreamed this moment, so overdrew I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. Here we stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. Where we stand tall, face it all together. Sky fall and sky fall. Sky fall where we start. Those are miles and birds apart. Words collide and days are dark. You remember, you can take my hand, but you never had your heart. Let the sky fall when it crumbles. Where we stand tall, praise it all together. Let the sky fall when it crumbles. Where we stand tall, praise it all together. Sky fall when it crumbles. Where we stand tall. Let the sky fall when it crumbles. Where we stand tall. Where you go, what you see, I see. I know you'll never be me without the security. I am love and arms, giving from a heart. Put your hand in my hand and we stand. Let the sky fall when it crumbles. Where we stand tall and face together. Let the sky fall when it crumbles. Where we stand tall, face it all together. Sky fall. Let sky fall. Let sky fall. Let sky fall. Grazie. L'applauso è per te che l'hai reinterpretata quella canzone, per chi l'ha scritta, per chi l'ha portata in giro tutti questi anni. Sono stati bravissimi. E poi anche per il nuovo fotografo. Adesso mi ha dato qualche consiglio. Mi sono emozionata, ho detto, beh, Davide da Fiume che mi fa delle foto, ma che sarà mai? Cioè, perché avevo paura di deconcentrarti, non ti ho. No, non ti ho non tanto. deconcentrato. No, c'è di Non peggio in tanto, un serata. po'. C'è di peggio in serata. È abituata, è abituata. È abituata nelle serate Di dove tutto. trova quello Delle che fa gli volte sono apprezzamenti. successe delle risse davanti a me, quindi Delle non per colpa risse? mia, Sì, sì. Gente che magari entrava nel locale perché si stavano già dando dei pugni fuori
sono entrati mentre magari stavo cantando anche una canzone proprio, sai, una cosa un po' da Canta film. per i portuali anche lei. Una canzone tranquilla, no? Tipo Stand By Me, queste cose, oppure dei brani jazz, no? Così lenti, così molto larghi, poi arrivano due che si danno dei gran cartoni, cioè, è una scena pazzesca ed è successo davvero. E te vai avanti? Io vado avanti, sì, The Show Must Go On. Sì. Avevi, per chi non... Sì. Non ti ha potuto seguire col testo originario inglese, hai la traduzione? Allora, io ovviamente non ripeto tutto il testo perché è lunghissimo. No, qualcosa che ti ha colpito. Mi ha colpito proprio nell'inciso, che è il ritornello poi per noi, che dice: lascia che il cielo cada giù, quando si sbriciola rimarremo fermi, lo affronteremo insieme. Beh, insomma, avere amici o persone comunque che si danno la mano e quando ci sono delle situazioni anche pesanti hanno il coraggio, cioè gli amici, stai parlando degli amici di Facebook? No, quelli sono amici virtuali, degli amici no, del gli amici cuore, veri, degli amici veri, gli amici quelli che conosci, anche alcune persone che sono qui, insomma. Per dire, Franco lo conosco da tantissimi anni, suo figlio, insomma, loro sono amici veri, insomma. E quindi no, parlo dell'amicizia vera. Anche se in realtà poi il coraggio vero, secondo me, lo si ha quando si è da soli. Del resto nasciamo e moriamo da soli e lì ci vuole coraggio, sia per affrontare la vita che affrontare poi la dipartita. Quindi il coraggio Una vero Valentina lo così troviamo te l'aspettavi stasera? No, ma Valentina è sicuramente più riflessiva e più speculativa di quello che ci appare, insomma, è ovvio. Io volevo approfittare per fare... Poi gli ricedo la macchina e dopo... Vabbè, lo vuoi tenere subito te? No. Me l'ha insegnato lui. Si era spaventato. Posso fare una foto con te? T'ha citato, falla una foto. Vado io allora da lui. Anche perché... State più vicini. Stiamo più vicini. Lei da archeologa mi ha State scoperto. più... sorridi di più, che mi ha spiegato un po' il trucco per farvi rendere. Sorridi? Stai più dritto però. Sembra la pubblicità della dentiera. Siccome sei anche te. Anch'io? Com'è il trucco? No, io ho scoperto che mi vengono meglio serio. Sì, l'hai fatta? Dopo mi sai dire quanto da 1 a 10? 0,5. Ti faccio stare nel tuo... È uguale. Ah no, sei lì? Non vuoi venire qui? È uguale, no. Tra l'altro ci hanno fatto delle richieste, continuano a farci delle richieste dove ci chiedono di poter rivedere qualcuno dei nostri ospiti del passato. Uno di questi, che è stato uno di quelli che ci hanno più frequentemente richiesto, è Roberto Carboni, che è il vincitore del premio Nettuno l'anno scorso. Ecco, Roberto Abbiamo qui un pezzo, ma da 90 è poco, da 92-93 almeno. Abbiamo Roberto Carboni. Sì. E qui ci sta l'applauso. Premio Nettuno 2015 a Bologna, il premio più importante. Grazie. Un letterato, e mi sembra che sia stata il tuo settimo lavoro. Il settimo romanzo pubblicato. Sì. Ne vuoi parlare un po'? Ma sì, anche perché a proposito di rinascita in realtà è strano perché io sono rinato facendo lo scrittore noir con la morte, perché non faccio altro che uccidere alla fine persone, no? Nei miei romanzi, per cui è stato uno strano tipo di rinascita, però se ci pensi anche nei tarocchi il numero 13 è la morte, che non rappresenta la morte ma rappresenta il cambiamento. E nel mio percorso io ho fatto tantissime cose perché sono odontotecnico e non ho mai fatto l'odontotecnico anche se ho studiato, ho fatto il giornalaio, ho fatto il tassista 17 anni di notte, quindi ho davvero vissuto quello che è la Bologna di notte, la Bologna segreta, perché davvero non conosci Bologna finché non hai mai fatto il tassista di notte, perché la notte vedi molte più cose, il canone della RAI dovrebbero farlo pagare ai tassisti per quello che vedono in macchina, non per quello che vedono
in televisione. Raccontaci qualcosa. La notte è tutto un aneddoto, perché in realtà non è tanto l'esperienza, perché la notte è un centrifugato di umanità, per cui il sedile posteriore è come un sacchetto scuro dalle quali tu estrai delle palline e ogni volta tu tiri fuori qualche cosa di differente, per cui carichi il prete. È bello, io vado in taxite e tu mi pensavi come un sacchetto scuro. La notte è un sacchetto scuro e tu eri una delle palline che uscivano dal sacchetto scuro e ognuna di queste palline ha un colore differente, sono tutte estremamente eterogenee, perché carichi il transessuale, poi carichi il professore universitario, poi carichi le persone che tornano a casa dal teatro, e è incredibile perché delle volte ti fermi a parlare con delle persone che sembrano assolutamente impensabili a livello di emozioni, perché quello che conta non è tanto quello che ti raccontano, ma è l'emozione che rimane dentro di te, è quello che ci fa vibrare, perché l'emozione poi finisce per far parte del tuo repertorio. E la notte mi ha lasciato veramente tanto, perché mi ha fatto conoscere persone che non immaginavo neanche potessero esistere al mondo con una varietà del genere. E quindi guarda, adesso tu non fai più il taxista perché chiaramente ti hanno chiamato gli editori, è un peccato perché avresti continuato ad arricchirti di Sì, ma ne ho raccolte comunque talmente tante che credo di non avere problemi per i prossimi 100 romanzi, perché Bologna già di per sé è una delle città più misteriose del mondo, se ci pensi, perché c'è questa dicotomia. Pensa alla scuola noir bolognese, che è stata negli anni '80 una delle scuole più importanti del mondo per quello che riguarda il noir, no? Eppure questa città... Quella anche con Carlo Lucarelli. Con Lucarelli, con Machiavelli, Marcello Foix, eccetera. Eppure se ci pensi è una delle città più accoglienti del mondo, perché per l'università, per i portici, per cui c'è questa dicotomia fra la Bologna diurna, estremamente accogliente, luminosa, e la Bologna notturna, estremamente misteriosa. Per cui, e ognuno si pone la propria domanda, ogni scrittore si pone la propria domanda del perché Bologna abbia questa particolare dicotomia, appunto. Machiavelli, per esempio, nei Sotterranei di Bologna dice che Bologna sembra architettonicamente costruita apposta per essere misteriosa. Tu dici, perché io stavo proprio per farti questa domanda, dico, ma di notte non è qualsiasi città o paese più misterioso? E allora perché per esempio è nata la scuola noir a Bologna e non a Napoli o a Genova, che sono città che hanno il porto, città che ti portano a pensieri più misteriosi, no? Pensare alla Genova vecchia, pensare a Napoli. Invece no, a Bologna perché? Prova ad andare, a me è capitata un'esperienza, sono stato invitato da un amico che è proprietario di un castello e questo mio amico mi ha fatto vedere il castello, giravo con lui di giorno e lui mi raccontava tutte le storie del castello e sembrava raccontate da lui che dovessero far paura, invece il castello era qualcosa di estremamente accogliente in una bella giornata primaverile. Poi loro sono usciti, io sono rimasto nel castello a scrivere e quando è venuto buio e io ero da solo dentro il castello mi è venuta una pelle d'oca che ci potevo grattugiare la forma, perché il castello è diventato veramente il castello di sera e a quel punto è diventato se stesso e mi faceva veramente paura vedere questi saloni, le armature, i quadri che mi guardavano, no? Era inquietante. Ecco, Bologna, se tu esci dal centro, sali, vai a San Michele e guardi di sotto, a San Luca e guardi la città, finché è giorno non percepisci la Bologna che conosciamo tutti, ma quando viene sera ti accorgi di quanto ti sembri veramente sotterranea, di quanto i portici diventino misteriosi per queste luci, color ocra, una diversa dall'altra, e sembra davvero una città sotterranea, e se scendi senti veramente la medievalità che ti respira addosso, senti tutto il suo mistero, senti tutta questa cosa, te la senti sulla pelle, è elettrica. Arigato. No, ma in riferimento a quello che lei stava dicendo... Cosa ti metti a pregare adesso? No. Lei ha citato la scuola... Ci possiamo anche dare del tuo, eh? Hai citato la scuola noir... Quando ti dà del lei sta per offenderti. Infatti le 3 scuole poi fondamentali italiane di noir sono state Bologna col gruppo 13, a Milano la scuola dei Duri, capitanata da Andrea Pinkez, e naturalmente il neo-noir romano, che è stata la letteratura che è nata dal post-cinema di Dario Argento. E per capire l'importanza del noir italiano basta pensare che il termine neo-noir in realtà è stato coniato da una newyorkese in una tesi di laurea, per cui viene da oltreoceano, è stato là che hanno stabilito il termine neo-noir per questa letteratura particolarmente violenta, che appunto è la frangia più violenta del noir, ci siamo. Ma quanto il noir poi sia urbano, per capire quanto è legato alla città, perché mentre il protagonista del giallo è il cervello dell'ispettore privato, okay? Per cui il cervello di Sherlock Holmes, il cervello di Nero Wolfe, quello in realtà è il vero protagonista. Invece nel noir il protagonista è sempre la città, e per capire quanto è importante, noi se leggiamo i romanzi dei noiristi di una determinata città, conosciamo la città,
perché se noi andiamo a Roma e guardiamo il quartiere Coppedè, capiamo in automatico tutto il cinema di Dario Argento. Nota di colore. Eccoci qua. Come eravamo giovani. No, il video si è allungato da solo, non finiva più, cioè doveva essere un inserto non so, se stando lì il materiale si dilata. Sì, probabilmente, esatto. Si è aggiunto delle nuove opinioni a quelle che già aveva assemblato e è autorigenerante. E poi il noir ti crea questa atmosfera che non sai, vedi, ma infatti, è misterioso. È proprio... Ti viene da dire c'è sotto qualcosa, no? Sì. Infatti la gente dice ma sono finiti dentro l'inserto anche loro, non si vedono più, non li vedremo più per sta puntata. Io non vorrei che fosse la regia per farti saltare la lettura che ha allungato il brano, ma noi invece vogliamo farti leggere, magari non adesso, dopo che ha letto Antonio, certo. Devo leggere? Ah sì, va bene. Ecco, io volevo parlare di quello che è il coraggio cosa ci hai portato nel quotidiano, no? Sì. Nei momenti difficili avere speranza è un gesto di coraggio, e quindi anche il coraggio della speranza è forte. Ma il coraggio forse è anche di non avere dei modelli precostituiti, ma di capire chi sei, di non seguire di non lasciarsi andare, le mode preventivamente. Di non lasciarsi andare, di continuare comunque a resistere, no? Io penso ai ragazzi che cercano lavoro e continuano a trovare delle cose da €1 l'ora. Il bello è che se ascolti la televisione si parla di percentuali, ecco adesso è cresciuto dello 0,8, è calato, ma dietro quelle percentuali ci sono degli esseri umani con i loro sogni, le loro speranze, le loro sofferenze. E dicevi una cosa molto bella a te, dicevi ci sono le verità, come dicevi? No, dicevo che ci sono le piccole bugie, le grandi bugie e poi ci sono le statistiche. Ecco, esatto. Ecco, a proposito del coraggio della speranza, ho un piccolo brano da leggere. Posso... Puoi andare sul palco. Vado sul palco? Sì. Okay, te Valentina riesci a fargli un sottofondo con le dita, non so, qualcosa di... Beh, sono mica i neri per caso. cosa riesci a fargli? Tu mima qualcosa. Ecco, aspetta, ti viene Valentina. Sì, ma non ci sta con quello che deve fare. Aspetta che ti aiuto a posizionare, ma non è un po' troppo alto. Adesso lei mima un po' ci stava. Si può abbassare un pochino. Allora, tempi tecnici, nel frattempo racconta tu una barzelletta. È una poesia più breve del tempo di preparazione, perché però... Mettetelo all'altezza di Bellandi che dopo viene anche... Sì, ecco. Ok, prego. No, non lo fai, fallo. Allora, è una poesia di Gianni Rodari, si intitola proprio Speranza. Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza. Speranza a buon mercato! Per un soldo ne darei a un solo cliente quanto basta per 6. E alla povera gente che non ha da campare, darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare. Basta. Rodari ha scritto delle cose bellissime. Sì, sono proprio pochi versi che comunque riassumono l'importanza di reagire, di andare avanti. E poi sempre parlando di quotidiano, ci sono anche altri gesti che secondo me sono di coraggio. Prova a immaginare, Davide, due persone che si incontrano dopo 30 anni, le famose rimpatriate, te le ricordi? Le rimpatriate della scuola, le rimpatriate del liceo. Immaginiamo una rimpatriata delle scuole elementari. Sì. Dopo 30 anni, nessuno dei due ha il coraggio di ammettere che, cosa ha fatto della sua vita. Non ha fatto grandi cose, ha fatto delle cose normali, no? Però la normalità ci vuole coraggio a rappresentarla. E allora può scattare anche questa piccola gara, no? Vogliamo provare un attimo a vedere cosa... Questa piccola gara? Questa piccola gara, chi ha fatto qualcosa in più dell'altro.
A non accettare invece la grandezza della semplicità. Esatto, bravo. No? Spero di averti capito, perché proviamo. sono anni che ti frequento, ma... È una piccola improvvisazione. Bruna, mi potresti dare quel berrettino? Guarda, me lo metto perché faccio un po', scusate, faccio un po' di personaggio, grazie. Okay. Io come mi devo mettere? Tirati sul bavero della giacca, dai, che fa più personaggio. Ecco qua. Immaginiamo queste due persone sedute. Ma tu sei Arturo? Ma tu sei Arturo? Sì. Sei veramente Arturo, non sei un altro che... Ma come stai? Ma sai che sono 35, 40 anni? Quant'è? 35, 37 facciamo la media? Non sono 10 anni? Ma che 10 anni? Te hai perso il senso del tempo. Sono 35 anni come minimo che non ci troviamo, che non ci vediamo. Eravamo alle elementari insieme, ti ricordi la maestra Tronca? La Tronca? Sì. Quella maestra Tronca. Che avevi questo vestito qui? Sì, ero così, sai, mi piace, sono un conservatore. Cosa hai fatto allora? Che hai combinato? Dai, dalla scuola avrai combinato chissà cosa. Ma io ti dico, mi sono messo, sto facendo un lavoro che mi piace. Che sarebbe? Ma mi sono buttato nell'industria dell'auto. Dell'auto? Nell'industria dell'auto, sì. Io sì, avevo iniziato anch'io. Dell'auto cosa fai? Faccio il carrozzaio. Faccio il carrozzaio. Io l'auto avevo iniziato anch'io, poi dopo mi è sembrato, cioè, negli aerei, faccio il carrozzaio degli aerei. Ah, il carrozzaio degli aerei, ma è interessantissimo questo, interessante. Quindi tu addirittura collabori con l'aviazione, collabori con le forze armate, con i piloti, interessante. Io sai che mi è capitato spesso di riparare delle auto che hanno avuto degli incidenti con un aereo. Sai che capita? Metti per esempio uno che vola in un burrone, c'è un momento che rimane ecco, a mezz'aria e a volte capita che si scontra anche col piper, ma pensa che fortuna. Cioè, no, che fortuna... No, lo so. Quando dice piove sul bagnato, si scontra col piper mentre va fuori strada. Roba da pazzi, ecco. E te? Io facciamo anche aeroattrezzi, per cui andiamo a trainare gli aerei in non è semplice, perché quando traini in aereo, se non hai attaccato bene la funivia, vai fuori a controllare sia attaccata bene. Quindi un lavoro di altissima tecnologia, di altissima... Devi trainarlo alla stessa altezza, perché sennò puoi immaginare, non puoi trainarla a pendolo un aereo. Sai che mi hanno portato in officina la settimana scorsa un piccolo incidente, una portaerei. Dice che insomma c'è avuto un piccolo incidente, una portaerei. Che sia la nostra? Non lo so, può essere. Insomma, avevo avuto un piccolo incidente, dice guarda, ci fidiamo solo di te perché te sai come si fanno le riparazioni, sai come si aggiustano queste cose. E quindi, quindi un'aziendina insomma che va bene, ecco, va bene. Noi, e quindi insomma andiamo adesso nell'aereo ripariamo anche i sommergibili. Quindi fate aereo e sommergibile, è interessantissimo. No, ma quando uno possiede il talento e la tecnologia può fare veramente tutto, sai. Aspetta, stanno chiamando? Cosa c'è? Ragazzi, sì? Venite, ognuno nelle sue camere, stasera doppia razione di Valium. Va bene, dobbiamo tornare in camera in stanza, purtroppo. No, il bello è che doveva durare 30 secondi, la Bruna si era messa a parlare col tecnico, non ci chiamava mai la fine, e qui il delirio era diventato, Sì, io stavo già arrivando alla terraferma, riparazione delle scogliere, però... Dai, voglio provarlo anch'io il palco. Stavi anche... perché il tuo personaggio riparava anche le scogliere? Sì, alla fine sì, riparavo le scogliere, le città, ma anche te mi pare che eri già arrivato. Perché risparare le scogliere devi anche perché i cartografi poi controllano che sia rispettata la forma. Ma mi avanza sempre della roccia, adesso vedi un po' come i mobili dell'Ikea, sai che... Adesso è il Gargano dell'officina, no? Esatto. Allora, a proposito, penso che sia un componimento a tema anche il tuo sul coraggio. Ho il piacere di chiamare qui su questo palco Franco Bellandi. Sì. Grazie. Sì, io
Io devo prima di tutto illustrare dire due cose, perché sennò non sarebbe comprensibile. Cioè la poesia, bisogna avere coraggio, bisogna cambiare il linguaggio e quindi bisogna anche avere il coraggio di modificare quelle che sono le solite parole, le solite cose che si racconta, insomma. Quindi io userò un linguaggio neosemantico, criptico, che è un nuovo modo di fare poesia. Sì, un linguaggio neosemantico criptico. Certo. Perfetto. Quindi leggerò una brevissima poesia che si intitola Badalusca il Brengio? È una domanda. Quindi diciamo che se Antonio prima ha rappresentato la tradizione, tu rappresenti l'innovazione. Il coraggio, ci vuole il coraggio anche nell'innovare, diciamo che io ho presentato questi termini all'Accademia della Crusca e 2 si sono suicidati. E 2 insomma hanno avuto a che dire, però insomma la cosa ha avuto un certo input. Allora, la poesia è Badalusca il Brengio? Ci si chiedea, Badalusca il Brengio? Si sa che brandingia in bella gruzza, che stramazza nel morbazzo crunzio, che sfariggia nel mentre che correglaggia. No, il Brengio non badula, bragheggia. Quindi direi che... il Brengio che bragheggia è credo un'immagine veramente meravigliosa. Una delle caratteristiche di questo linguaggio è che ognuno nella poesia ci può sentire quello che vuole, cioè praticamente uno dice è romantica oppure è comica, eccetera. Sì, quindi c'è anche modo di leggerla in modo diverso, insomma, quindi la stessa poesia può essere utilizzata in ogni occasione. Proviamo a leggerla in modo diverso, cioè ne hai una drammatica. La facciamo leggere a... La stessa poesia, così si vede bene la differenza. Qual è il... Io ho letto l'ultima. Ok. Allora, drammatica. Ci si chiedea, Badalusca il Brengio? Si sa che brandigia in bella gruzza e che starmazza nel morbazzo crunzio, ma che sfaringia nel mentre che crolleggia. No. Il Brengio non badula e non bracheggia. Perfetto. Bravissimo. Adesso qui. Era più che drammatica, era nostalgica. Vabbè, c'era un po'. Però non è che vogliamo fare tutti gli stati d'animo con sta poesia, perché poi da casa si sintonizza con un'altra rete e dopo riportarli di qua bisogna andarli a prendere uno a uno. No, ma è molto interessante. Io a stare vicino a voi mi sembrate il gatto e la volpe. Anzi no, la volpe non c'è qui, il gatto e il gatto. Praticamente è una delle rare volte in cui a leggere, cioè abbiamo una letteratura in cui conta la musica più che la parola. Sì. Giusto? È quello, no? Sì. Alla fine, insomma... È un linguaggio che si adatta a qualunque forma di sentimento. Che poi a proposito di coraggio, è un po' di semplice Bennato che dice appunto ci vuole il coraggio di non mollare, cioè cercare l'isola che non c'è. E alla fine Chiude dice e ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te. Anche tu non scherzi, nel senso che... No, adesso non... diciamolo. Cioè io sono convinto che comunque la nostra parte creativa, infantile, eccetera, va tutelata. Cioè, è patrimonio dell'UNESCO. La parte infantile, creativa che noi abbiamo dentro è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Infatti Bellandi è patrimonio dell'UNESCO. Ci dicono che dobbiamo quasi chiudere. Noi vi aspettiamo sicuramente al Comunale di Castel San Pietro con Nino Taranto. L'ho ridetto un'altra volta perché prima mi era presa proprio Però si è preso un nome impegnativo. Nino Taranto, sì. Voglio dire, se non è l'incarnazione... se presentasse uno che si chiama Totò, cioè, voglio dire, sì. Viene tenuto particolarmente d'occhio. Ciao amici e ci vediamo la prossima volta. Lucio, Valentina, Antonio, Franco. Bene. Ciao, buona serata, buonasera. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more.
road